Eccoci qua, allora, buonasera a tutti. Adesso fatemi cambiare le schermate qui, perfetto. Adesso dobbiamo perdere, come sempre, qualche minuto perché il software impiega diversi minuti a mandargli gli avvisi di collegamento, insomma, ci vuole sempre un po' di tempo tecnico, diciamo. Siamo nell'era della tecnologia, ma insomma, non è così tutto immediato. Ok, stasera è un argomento davvero molto bello, molto interessante. Nelle ultime settimane, diciamo che abbiamo fatto sempre moltissime dirette, però su vari argomenti, quindi siamo passati sulla navigazione antica, poi siamo andati sulla biologia, sulla biologia subacquea, insomma, diversi argomenti. Stasera ritorniamo con un argomento, diciamo, principe, quindi parleremo di civiltà nuragica, nuraghi, lo faremo con degli ospiti eccezionali che sicuramente non vi annoieranno. Allora, per favore, vi chiedo cortesemente a chi si sta già collegando di scrivermi se è tutto a posto con l'audio, con il video, così sono più tranquillo. Io adesso vi mostro, buonasera, scrivetemi se è tutto a posto con l'audio. Ecco qua, a fianco a me gli ospiti, vedete Maria Antonietta Leoni del Nuraghe Rubio di Orroli, della cooperativa Isgianas. Buonasera Maria Antonietta. Buonasera a tutti. E poi abbiamo con noi, lì non ha scritto il cognome, vero Mauro, ti sei dimenticato? Sì. Mauro Perra è uno dei più famosi archeologi della Sardegna, quindi io lo so, tu l'hai fatto per quello, tanto mi conoscono. Chissà. Buonasera. Sei uno dei più bravi. Allora, buonasera a tutti, tutto ok? Grazie, perfetto. Allora, subito prima di partire con la sigla, per favore condividete la diretta nei vostri profili, lo so che ve lo chiedo sempre, ma bisogna farlo. Quindi condividete, ti sento e ti vedo, anche Maria Antonietta e Mauro, perfetto, Lalica, perfetto, grazie. Quindi condividete nei vostri profili, anche in qualche gruppo che magari seguite, commentate spesso, quindi è un gruppo che insomma vi appartiene, diciamo. Condividete anche di là, va bene? Adesso buonasera Berni, Pierpaolo, Vincenzo, Lalica, ti ho già salutato, quindi adesso guardiamoci la solita sigla che vi mostro sempre, ma non so se l'avete vista, non so Mauro se tu l'hai vista, anche tu Maria Antonietta, guardatevi la sigla, manca, lo so, adesso prima che me lo dite voi, ci sono diverse immagini di Nuraghi, manca il Nuraghi al Rubio, lo so, adesso come verrò lì farò delle belle immagini, quindi per il prossimo anno lo inseriamo con qualche vista magari aerea, così figura bene. Guardiamoci la sigla, nel frattempo cari amici, condividete la diretta. Vi ricordo che siamo in diretta in contemporanea sia su Facebook che su YouTube, quindi potete seguire un po' dove vi viene bene. Guardiamo la sigla.
Buonasera a tutti, siamo qui in diretta su Facebook e su YouTube. Siamo in compagnia di Maria Antonietta Leoni della cooperativa Isdianas del nuraghe di Rubio di Orroli, e con noi il grandissimo archeologo Mauro Perra. Per noi è davvero un piacere averti qui questa sera per raccontarci un po' i segreti di questo magnifico monumento. Allora, io invito tutti quanti a condividere la diretta, condividete nei vostri profili, in qualche gruppo che seguite. Allora, stasera parleremo di uno dei più bei nuraghi che ci sono in Sardegna. Maria Antonietta, allora, raccontaci un po' di questo, di quello che fate lì. Quando i turisti vengono lì, ci sono diverse iniziative che organizzate. Ti lascio la parola a te. Allora, intanto la gestione del nuraghe a Rubio nasce nel 1996, quindi insomma è da molto tempo che noi lavoriamo nel sito. Subito dopo la fine dei primi scavi, molti dei miei colleghi lavoravano lì come volontari, coadiuvati appunto da Mauro Perra e la dottoressa Fulvia Lo Schiavo, e poi decisero di costituire una società di gestione. Dopo 2 anni sono entrata anche io a lavorare nella società. Adesso conta 11 dipendenti, quindi 11 famiglie che lavorano all'interno del nuraghe a Rubio. Siamo aperti tutti i giorni dell'anno, quindi non abbiamo un giorno di chiusura. Il nostro è un orario continuato dalle 9:30 sino all'imbrunire, quindi tutti i giorni noi siamo a disposizione dei clienti. Abbiamo guide, abbiamo accompagnatori, abbiamo sorveglianti manutentori che si occupano della manutenzione, della pulizia del sito e della sorveglianza, perché una volta scavati questi nuraghi vanno soprattutto protetti e sorvegliati. Questa appunto è la nostra la nostra principale attività là dentro. I turisti anno dopo anno sono aumentati sempre di più, e nel 2000 si è deciso addirittura di creare un'ATTI, un'associazione temporanea di impresa, assieme alla società di gestione di Santa Vittoria di Serri e il Pranomutedu Agoni. Quindi abbiamo deciso di partecipare tutti e tre a una gara d'appalto di gestione appunto di questi siti, e il fine era soprattutto questo, di creare delle economie di scala e quindi di poter partecipare alle principali fiere nazionali e internazionali assieme, in questo modo abbattere i costi, quindi fare una pubblicità comune, perché uno dei problemi più grandi appunto è la carenza di mezzi finanziari per poter partecipare a queste grandi fiere, quindi farci conoscere a livello internazionale, perché tutti amano la Sardegna, ma è soprattutto conosciuta per il mare, quindi il nostro intento era farla conoscere anche per siti archeologici e soprattutto far conoscere l'interno della Sardegna. Abbiamo partecipato in tutti questi anni a diverse fiere internazionali, una fra tutte la ITB di Berlino, dove appunto abbiamo riscontrato un grande interesse per la civiltà nuragica. Oltre a questo, all'interno dei nostri siti, oltre alle visite guidate nelle diverse lingue per accompagnare sia gli italiani che gli stranieri, organizziamo diverse attività. In particolare facciamo dei laboratori didattici per i bambini. Due sono questi che insomma quelli più gettonati sono questi, lo scavo archeologico, dove abbiamo ricreato una tomba di giganti, una capanna nuragica, quindi i bambini imparano l'attività dell'archeologo, e un altro è la vita nuragica. Dentro una capanna nuragica mostriamo uno spaccato di vita nuragico, quindi i bambini imparano, cioè capiscono quella che era l'attività principale all'interno del nuraghe, quindi soprattutto vuole essere anche un'attività educativa, perché imparano
insegnano a lavorare la lana, capiscono da dove parte la lana, come si lavora sino ad arrivare al prodotto finito, dal grano come si arriva alla farina, e soprattutto vi è un laboratorio di ceramica. Questi sono i 2 laboratori che vanno per la maggiore, ma ne abbiamo anche tanti altri. Oltre a questo, all'interno organizziamo anche degli eventi, in particolare durante l'estate organizziamo un Archeo Festival, dove appunto diversi nomi nazionali importanti, insomma personaggi famosi, sono venuti appunto a fare degli spettacoli all'interno del Nuraghe. Organizziamo anche delle visite notturne e delle visite sensoriali, dove all'interno, oltre alla visita, è possibile sentire il suonatore di launedas o comunque altri musicisti che suonano degli strumenti. Interessante è anche il fatto che noi organizziamo dei matrimoni all'interno dell'area archeologica, delle visite in cui tutti cercano appunto di farci tante domande, di capire meglio come era strutturato il Nuraghe, quindi attendiamo con ansia anche la fine degli scavi e il continuo degli studi, perché sicuramente questo Nuraghe ci darà tante informazioni importanti per capire meglio questa civiltà che per molti aspetti è ancora avvolta nel mistero, quindi a noi piace molto raccontare questo aspetto. Sempre all'interno del centro servizi è possibile anche effettuare un viaggio virtuale all'interno del Nuraghe. È stato creato con l'ausilio anche dello studio del dottor Mauro Perra una sorta di videogioco dove è possibile entrare all'interno del Nuraghe in modo appunto virtuale e vedere gli arredi, vedere le parti mancanti, quindi è possibile accedere anche nelle parti superiori, vedere quella che era la vegetazione, il bosco, e quindi immergersi proprio nella civiltà nuragica. Quindi un viaggio completo per far conoscere appunto ancora meglio questa civiltà. Piace molto ai ragazzi, ma non solo. Anche gli adulti si soffermano a vedere, appunto, entrare incuriositi da cosa possono vedere all'interno delle varie torri e dei vari cortili, nei piani superiori, attraverso le scale, i tunnel, insomma, è molto interessante. Come società partecipiamo anche facciamo parte del Consorzio Turistico dei Laghi, quindi grazie a questo consorzio cerchiamo di far conoscere questa parte di Sardegna circondata da laghi e da nuraghi, e anche con loro cerchiamo appunto di partecipare alle diverse fiere per far conoscere e far aumentare sempre di più i turisti all'interno del nostro territorio. Possiamo considerare il sito archeologico un volano dell'economia, perché grazie alla gestione del sito sono nate tutta una serie di attività collaterali, quali appunto B&B, ristoranti, alberghi, artigianato. Molto interessante è il giro in battello sullo Flumendosa, e quindi cerchiamo appunto di organizzare una vacanza a 360 gradi che cerchi appunto di far star bene il turista che arriva appunto nei nostri territori. Tutti i prodotti che acquistano i vari ristoratori sono a chilometro zero, perché il nostro territorio ha una vocazione prettamente pastorale, agricola, a cui appunto grazie alla gestione del Nuraghe si è affacciata anche quella turistica. Okay. Allora, guarda, Maria Antonietta, guarda, non dico nulla, ti faccio solo vedere questo commento. Maria Antonietta, che insomma omonima, che meraviglia, non vedo l'ora di visitare il vostro sito e fare l'esperienza di un bel viaggio virtuale. Quindi guarda, hai già conquistato
qualcuno, poi non ti dico gli altri commenti, e c'è anche un altro commento che mi è piaciuto. Allora adesso non trovo più, qua ci sono molti commenti. Comunque c'era anche una persona che ci sta seguendo da Malta, quindi di storia, di storia e archeologia ne capisce sicuramente. Allora voglio dire una cosa vi aspettiamo. Sì, sì. E poi hai detto che siete sempre aperti praticamente, quindi non ci sono scuse, cioè proprio non c'è scusa. Sì. No, allora, anche notturna, quindi. Notturna è meraviglioso, sì. Sì, è molto suggestiva. Sì, allora io voglio aggiungere a tutto quello che hai detto, così iniziamo a fare anche la pubblicità, che fate parte della nostra iniziativa Archeocaccia, Caccia ai Tesori di Sardegna, che è l'iniziativa dove appassionati e famiglie possono andare in giro a visitare i siti che sono nella mappa. Quindi nella mappa ci sono i siti che collaborano con noi, non tutti i siti della Sardegna, chiariamolo. Nella mappa ci sono i siti dei siti e dei musei che collaborano con noi. Tra questi c'è il Nuraghe a Rubbio, poi c'è Santa Vittoria di Serri e anche Prano Mutedo. Ci sono tutti e tre, quindi sono davvero molto felice. Poi nelle prossime occasioni avremo in diretta anche loro come ospiti qua. Quindi sono davvero felice. Vi dico un'ultima cosa, che l'iniziativa Archeocaccia inizierà a giugno. Adesso stiamo facendo tutte le grafiche, stiamo elaborando un po' tutto il gioco, quindi verso i primi di giugno si partirà con questo bellissimo gioco, che quest'anno è la terza edizione. Vedrete tutte le locandine, tutto il materiale da scaricare, da compilare per poter portare avanti il gioco. Allora, adesso entriamo invece nei dettagli del nuraghe, quindi andiamo a vedere questa meraviglia, che è uno di quei nuraghi che è stato molto scavato rispetto ad altri, quindi abbiamo tante notizie, tante informazioni, e Mauro è sicuramente una di quelle persone che ci può davvero raccontare tutto praticamente di questo nuraghe qua. A te Mauro, ti lascio la parola. Va bene. Io metto anche il tuo PowerPoint, perfetto, eccolo qua. Perfetto. Bene, ti ringrazio Gianmario, ringrazio ovviamente Maria Antonietta per le belle cose che ha detto. Voi vedete un'immagine del nuraghe a Rubiu nel 1953. È un'immagine iconica, molto interessante, perché c'è un pastore con la sua mastruca che abbandona il nuraghe. Perché è evocativa questa immagine? Questa immagine è evocativa perché ci fa capire che il nuraghe è vissuto nell'età del bronzo, ha continuato la sua vita fino ai nostri giorni, ancora oggi. E questo perché? Soprattutto ancora oggi, nei tempi nostri, perché le amministrazioni di Orroli che si sono succedute a partire da Silvio Sirigu fino ai nostri giorni hanno creduto nel nuraghe come volano non solo di cultura, ma anche per un risveglio del paese. Voi sapete che ovviamente i paesi della Sardegna dell'interno si stanno spopolando. Come diceva Maria Antonietta, avere già 11 famiglie che gestiscono questo nuraghe, il sito archeologico, e tante altre attività che vivono di contorno un po' a questo, e vi fa capire che sono iniziative importanti proprio per cercare di trattenere la popolazione il più possibile a Orroli. Non è solo un discorso diciamo legato al fatto che
magari Cagliari sta scoppiando, l'Interland di Cagliari sta scoppiando di popolazione. E il discorso che voglio fare io è legato al fatto che allontanarsi e abbandonare i paesi della Sardegna dell'interno significa perdere saperi, sapori, tradizioni che veramente a questo punto rischiano di essere perdute per sempre. Noi archeologi facciamo quello che possiamo. Il nuraghe Rubiu è stato è conosciuto fin dall'Ottocento, ma il primo vero tifoso del nuraghe Rubiu è stato il cavalier Anedda di Orroli, che lo ha promosso fin dal 1922, portando addirittura il Taramelli a visitarlo, portando l'allora soprintendente di tutta la Sardegna, Antonio Taramelli, a visitare il nuraghe. Successivamente si è interessato del nuraghe negli anni 50 il professor Ercole Contu, che ne ha dato una prima planimetria che ha fatto capire a tutti negli anni 50 quanto complessa fosse questa struttura. Il problema della complessità strutturale, quindi la monumentalità, è apparsa subito agli occhi di tutti, anche dei non archeologi, ma ciò che conta non è tanto la grandezza del monumento, quanto il fatto che è stato studiato in modo accurato, cercando di ricostruire un paesaggio nuragico e concentrandoci soprattutto su quella che è la vita quotidiana del nuraghe. I primi scavi sono cominciati nel 1981, sono proseguiti fino al 1996, accumulando circa 50.000 reperti che dovevano essere studiati, per cui dal 96 al 2000 e rotti ci si è concentrati sullo studio dei reperti che erano stati trovati in quelle campagne di scavo. Successivamente abbiamo ripreso gli scavi nel 2012 e proseguono ancora oggi grazie agli sforzi delle amministrazioni comunali. Il nuraghe in sé, come dicevo, è monumentale. Si conoscono almeno una ventina di torri, fra bastione con 5 torri e antemurale che è costituito da 2 fasi di antemurale. La monumentalità è certamente molto importante, ma se mi consentite partiamo dalla fine, cioè la fine della storia del nuraghe al tempo dei nuraghi. Quella che vedete in questa immagine è un'immagine dei blocchi, dei crolli delle parti alte del monumento che oggi non vediamo più, proprio perché sono collassate da un punto di vista strutturale. Partiamo dalla fine perché? Perché quella della fine dei nuraghi si è dibattuto molto sulle questioni di tsunami, onde anomale, terremoti e cose varie. La fine dei nuraghi è un problema che gli archeologi stanno affrontando di recente con lo scavo diciamo molto accurato proprio degli elementi di crollo. Qui vedete i conci lavorati in basalto
sono perfettamente scolpiti, mensoloni, conci a cuneo e così via. Allora, eliminiamo prima di tutto il problema delle cause dei crolli e del collasso strutturale dei nuraghi. I Fenici, i Cartaginesi e i Romani non c'entrano niente. I crolli, quello che sappiamo con precisione dagli scavi non solo dell'Arrubium ma anche di altri nuraghi, è che molti nuraghi vengono abbandonati già durante l'età del bronzo. Stiamo parlando intorno al 1200 a.C. Vengono abbandonati e non più utilizzati nelle loro strutture interne. Quindi, fatta luce su problematiche che negli anni passati venivano, diciamo, accusati i Fenici, i Romani, i Cartaginesi di questi crolli, sappiamo oggi come oggi che questo collasso avviene già nel periodo dell'età del bronzo. Cosa succede? Se eliminiamo il problema delle catastrofi e delle invasioni di genti straniere che non sono attestate, se eliminiamo il problema militarista, no? La concezione militarista, per cui i nuraghi sono fortezze, regge nuragiche, abitate principalmente da nuraghi, da militari che erano in lotta con le popolazioni vicine, perché sotto i crolli non troviamo per esempio i resti scheletrici dei morti ammazzati dalla violenza della guerra. Allora ci rimangono solamente dei fattori di collasso e di crisi che sono imputabili a questioni di tipo ambientale e umano. Dall'interazione fra i fattori ambientali e le attività umane, l'incrocio, l'intreccio di questi fattori può creare il cambiamento. Non crolli definitivi, non fini improvvise dovute a chissà quali motivazioni. E noi al Nuraghe Arrubbio abbiamo indagato sull'intreccio di questi due fattori. Per esempio, il fattore ambientale. Le isole del Mediterraneo, tutte le isole del Mediterraneo, hanno degli ecosistemi molto fragili. Questo è dovuto a questioni climatiche. Il clima è molto ballerino, diciamo così. Tenete presente che i pochi dati che abbiamo sulla Sardegna e sul Mediterraneo ci dicono che al tempo dei nuraghi il clima era piuttosto arido e poco piovoso. Questi sono alcuni dei dati che abbiamo a nostra disposizione. E oltre a questo c'è il problema che è un problema enorme e lo è sempre stato, che è quello della scarsità delle risorse idriche. Quindi questi fattori ambientali insieme al fattore umano, cioè alle donne e agli uomini del tempo dei nuraghi che sono intervenuti sull'ambiente per motivi produttivi,
abbiamo un quadro che ho definito appunto piuttosto fragile. Qui vedete una cartina del sistema territoriale del Pranemuru di Orroli e Nurri. Abbiamo una concentrazione di insediamenti nuragici, abbiamo individuato a questo punto 113 siti nuragici in un territorio compreso fra il Flumendosa da una parte e il Rio Mulargia, che è il suo affluente, dall'altra. Un territorio di 149 chilometri quadrati. Noi pensiamo che fosse un unico sistema territoriale. Il caposaldo di questo sistema territoriale era il nuraghe Arrubiu, che è il nuraghe più complesso di tutto il territorio. 113 siti nuragici in un territorio così piccolo, tutto sommato, dei quali 83 sono nuraghi. Poi abbiamo 9-10 tombe di giganti, abbiamo templi a pozzo, abbiamo anche fonti nuragiche e villaggi anche privi di nuraghe. Una concentrazione così forte all'interno di un territorio tutto sommato non molto esteso fa capire che fra XIV e XIII secolo avanti Cristo c'è un incremento quasi improvviso, un incremento demografico. Quindi e qui arriviamo al fattore umano, una pressione sul territorio e uno sfruttamento intensivo dell'ambiente, della natura e dei suoli che non avrebbe potuto non portare delle conseguenze di vario tipo. Abbiamo fatto le analisi dei pollini e delle spore. Qui vedete una ricostruzione virtuale del nuraghe Arrubiu circondato dai boschi di querce e di olivastri. Le spore, i pollini e le spore ci raccontano una storia dell'ambiente intorno al nuraghe Arrubiu. Quindi abbiamo parlato del fattore umano, adesso vediamo il fattore ambientale. Quando il nuraghe è stato costruito, cioè intorno alla prima metà, alla fine del XV, prima metà del XIV secolo avanti Cristo, il territorio era caratterizzato dalla presenza di un bosco fitto, soprattutto di querce, sia perennifoglie sia caducifoglie. Quindi stiamo parlando di lecci, sughere e soprattutto roverella. Ricordiamoci che il nome sardo di Orroli significa appunto la quercia roverella. Passano poche decine d'anni, 50, 60, 70 anni, e il bosco viene fortemente depauperato. Contemporaneamente appaiono i pollini dei cereali e spore di funghi che nascono in situazioni di incendio. Quindi, diciamo, già alla fine del XIV secolo avanti Cristo, l'ambiente è completamente trasformato dall'uomo. Cosa succede? Incendio del bosco perché? Per creare radure dove coltivare cereali e legumi, vedremo, e dove far pascolare il bestiame, perché nello stesso tempo troviamo spore di funghi che nascono in situazioni dove c'è la presenza di letame animale. Allora,
grande cambiamento dell'ambiente. Mettiamoci insieme anche la pressione demografica in un territorio che tutto sommato è circoscritto. Il pascolo, aggiungiamoci il pascolo degli ovi caprini soprattutto, che sono un elemento di forte degrado della vegetazione e dei suoli. Contemporaneamente alla scomparsa del bosco, alla quasi scomparsa del bosco, abbiamo la crescita di erbe spontanee, erbe selvatiche, quali per esempio la cicoria, il cardo, l'ortica e soprattutto cespugli anche del cisto, che ci parlano di degrado dell'ambiente proprio a causa del pastoralismo. Passano altri 50 anni e arriviamo, 100 anni e arriviamo al XII secolo a.C., quando si cominciano a cogliere i primi segni dei problemi economici, sociali, politici di questa comunità nuragica dell'Arrubiu, e troviamo delle spore di funghi che nascono in situazione di erosione dei suoli. Cosa è successo? Incendio del bosco. Scompaiono gli alberi, le radici, siamo in un ambiente molto fragile, che è quello degli altopiani basaltici. Scomparse le radici degli alberi, i suoli vengono erosi dal vento e dalla pioggia e trasportati alle pendici dell'altopiano. Vedete l'impatto delle attività umane sull'ambiente. È un impatto non trascurabile. Ora, l'erosione dei suoli e il degrado dell'ambiente, progressivo dell'ambiente, probabilmente hanno causato anche dei problemi a livello sociale e a livello non solo economico ma anche politico. Perché dico questo? Perché quello che vediamo al nuraghe Arrubiu lo troviamo anche in altri nuraghi, cioè gran parte dei nuraghi nel XII secolo a.C., in gran parte della Sardegna, non si costruiscono più nuraghi. Il sistema nuraghe era diventato insostenibile. Nel contempo cominciano a fiorire quelli che sono i santuari, quindi i templi a Pozzo, le rotonde, i templi a Megaron e così via. Quindi c'è un cambiamento, una crisi che in termini di materialismo storico, io spiego così, è una crisi che causa profondi cambiamenti all'interno delle comunità nuragiche, e dico non solo dell'Arrubiu ma di tutta la Sardegna. Coltivavano quindi, abbiamo trovato i cereali, grano, orzo, farro in quantità minore, probabilmente intrusivo, cereali per fare che cosa? Per fare il pane. Questi sono frammenti di pane che abbiamo analizzato al microscopio, come vedete qui, un microscopio a scansione elettronica, e si tratta di pane non lievitato, pane azimo. Quindi erano focacce che somigliavano molto alle focacce che vediamo rappresentate nei bronzetti di Offerenti. Qui vedete nella Torre D, che era la cucina del nuraghe Arrubiu, un fornetto che probabilmente era a cupola, tipo forno sardo,
che veniva probabilmente utilizzato, molto probabilmente utilizzato, proprio per la cottura del pane. Abbiamo trovato anche leguminose, in modo particolare abbiamo trovato il favino, che vedete qui rappresentato, che fino a poco tempo fa veniva utilizzato per l'alimentazione animale. Ma da altri nuraghi abbiamo la testimonianza, il rinvenimento di semi carbonizzati di lenticchie, di piselli e di cicerchia. Quindi coltivazione delle leguminose, il che mi fa sospettare che in età nuragica già si conoscesse il sistema della rotazione colturale, cioè dopo 3 anni di coltivazione di cereali i terreni si impoveriscono di azoto. Coltivando per 2-3 anni le leguminose si arricchiscono i suoli di nuovo azoto, per cui dopo 2-3 anni si possono ricoltivare i cereali. È un dubbio che mi è venuto, non ho certezze scientifiche da questo punto di vista, però la presenza così forte in tutti i nuraghi delle leguminose mi fa sospettare appunto la questione della rotazione colturale. Sull'olivo abbiamo trovato noccioli d'olivo carbonizzati nella cucina del nuraghe a Rubiul, la torre D. Sono così pochi e così pochi sono quelli rinvenuti in altri nuraghi che non si può fare uno studio statistico tale da decidere in modo sicuro che si tratti di olivo coltivato oppure di oleastro, quindi la forma selvatica. Tenete presente anche che i noccioli d'olivo nella preistoria e nella protostoria vengono spesso utilizzati per l'accensione del fuoco, perché sono ricchi appunto di sostanze oleose. Quel che abbiamo trovato nella cucina della Torre D sono centinaia e centinaia di acheni, quindi di semi di ghiande carbonizzate. Nella cucina, quindi un luogo domestico dove vivono gli uomini e si alimentano gli uomini e cucinano i loro cibi, che le ghiande venissero utilizzate per l'alimentazione animale è abbastanza normale considerarlo, ma che facessero parte anche di quella che è l'alimentazione umana, questo ci sorprende un po'. È la cosiddetta balanofagia. Teniamo presente che nell'immediato dopoguerra in certe zone della Sardegna, ad esempio in Ogliastra, si faceva il pane con la farina di ghiande. Le ghiande hanno un alto contenuto di tannino, per cui diciamo riesce difficile pensare a un pane fatto esclusivamente di ghiande, però teniamo presente che il tannino è facilmente eliminabile con la tostatura dei semi delle ghiande oppure semplicemente facendo scorrere l'acqua per una ventina di minuti, bagnandole nell'acqua corrente per una ventina di minuti, il tannino viene eliminato. Un collega francese del CNRS ha fatto un esperimento e ha fatto il pane di ghiande. Lo ha anche assaggiato e mi ha detto, io purtroppo non l'ho potuto assaggiare, mi ha detto che è ottimo.
E veniamo alla vite. Allora, questa immagine chiaramente viene dagli scavi di uno dei pozzi di Saosa di Cabras. Vedete i vinaccioli, siamo nel pieno XIII secolo a.C. Questa immagine mi serve per introdurre il tema della vite e del vino. Di recente è stato pubblicato un articolo su Science di vari studiosi cinesi e caucasici che hanno fatto l'analisi dei vitigni, l'analisi del DNA antico dei vitigni, per cui grazie a queste analisi le prime tracce di domesticazione risalgono al Caucaso nell'11.500 anni prima di Cristo, e questo contrasta con quello che dicono gli archeologi, perché proprio nel Caucaso abbiamo dei villaggi dove sono stati ritrovati dei vinaccioli carbonizzati, ovviamente, che risalgono a 8.000 anni fa, non a 11.500 anni fa. Quindi il discorso è aperto sulla vite e sul vino, e diciamo che aspettiamo sviluppi ancora della ricerca. Per quanto riguarda il Nuraghe Rubiu, ritorniamo al Nuraghe Rubiu, abbandoniamo il Caucaso e torniamo a Orroli. Abbiamo rinvenuto vinaccioli nella Torre D, una settantina di vinaccioli carbonizzati che sono stati analizzati e in parte pare che fossero relativi a vite selvatica, mentre altra parte erano di vite coltivata. Questi vasi che vedete provengono proprio questi due dal Nuraghe Rubiu, a destra dal Nuraghe Rubiu, quelli a sinistra vengono dalla tomba della spada, di cui parleremo più in là. Allora, questo vaso quadrianzato, non so se si vede il cursore. No, il cursore non si vede. Allora, il vaso in alto a destra è stato rinvenuto nella torre centrale del Nuraghe Rubiu. È stato analizzato, abbiamo analizzato biochimicamente i residui organici che hanno impregnato le pareti interne. Allora, sappiamo che ha contenuto un decotto di corteccia di quercia e soprattutto ha contenuto del vino bianco. Quello in basso a destra è un bellissimo Ascos a ciambella che è stato trovato nel cortile, mentre quello di su è relativo al XII, fine XIII, inizi XII secolo. Questo che vediamo in basso a destra è relativo al X avanti Cristo, quindi già siamo alla fine della vita nel Nuraghe Rubiu, e anche qui è stato trovato del vino bianco, ma la cosa più interessante è che le pareti interne erano impeciate e rivestite con cera d'api. Il vaso in alto a sinistra è una scodellina che è stata rinvenuta nella torre, nella tomba di giganti del Nuraghe Rubiu, a circa 200 metri di distanza dal Nuraghe. Questa scodellina abbiamo analizzato ugualmente i residui organici e ha contenuto vino bianco e latticini, mentre il vaso che vediamo sotto a sinistra
è una specie di olletta molto piccola che ha contenuto vino bianco molto zuccherato. Noi sappiamo ovviamente che gli antichi bevevano il vino in modo completamente diverso da come lo beviamo noi. Quindi un vino molto zuccherato, probabilmente unito al miele oppure a bacche, frutti di bosco, che ne aumentavano anche il grado zuccherino. Un altro vaso fatto con argille provenienti dalla zona di Isili è stato analizzato, siamo nel XIV secolo a.C., è stato analizzato anche questo e dai residui organici abbiamo scoperto che ha contenuto degli insetti ortotteri in modo particolare, quindi cicale, cavallette, grilli, non possiamo stabilire con più precisione, cotti con il vino rosso. Quindi è la prima testimonianza di entomofagia nel Mediterraneo occidentale. Che questo, che il mangiare insetti faccia parte dei nostri disgusti attuali, lo si può capire, ma teniamo presente che solamente i nord europei e i nordamericani non si cibano di insetti. Tutte le altre popolazioni del mondo ancora oggi si cibano di insetti. E poi teniamo presente la tradizione greca e romana, e soprattutto romana, per esempio Apicio, autore latino, che ci parla delle cosiddette locuste mielate. Veniamo all'alimentazione carnea, quindi soprattutto bovini, suini e ovicaprini. Nel nuraghe a Rubiu i bovini venivano macellati al 50% giovani per le carni tenere e al 50% per essere utilizzati nei lavori agricoli, soprattutto le arature e quindi anche trascinare i carri. I suini ovviamente venivano utilizzati soprattutto per la carne, venivano macellati molto giovani, prima dei 6 mesi di età. Uno studio particolare sugli isotopi stabili delle ossa delle faune dei suini ha stabilito che si cibavano principalmente di vegetali. Noi sappiamo che i suini sono onnivori. Se si fossero cibati anche dei rifiuti umani, avrebbero dovuto vivere proprio intorno al nuraghe, mentre così sappiamo che pascolavano allo stato brado nei boschi intorno al nuraghe. E facendo questo chiaramente si incrociavano con i cinghiali, per cui spesso dalle ossa dei suini è difficile risalire alla forma selvatica o alla forma domestica. Gli ovicaprini venivano allevati soprattutto per le carni d'agnello. Così, facendo in questo modo, si ottenevano 2 risultati. Si lasciava la pecora libera per figliare di nuovo e intanto la pecora dava comunque più latte per gli umani. L'alimentazione carnea veniva integrata soprattutto dalla caccia grossa, quindi abbiamo la testimonianza della caccia al cervo, della caccia al muflone, al cinghiale e così via. Man mano che
l'ambiente viene degradato, diciamo il cervo non scompare, però diminuisce come quantità nei resti di pasto. Il che significa ovviamente che se scompare il bosco, il cervo ha bisogno del bosco, così il muflone. La caccia grossa quindi diminuisce al progredire del degrado dell'ambiente, e allora si cacciano soprattutto il prolago sardo in alto a sinistra, il riccio, la martora e così via, ma anche gli uccelli. Abbiamo trovato fra le faune del cortile B i resti del colombo, del colombaccio, del tordo, ma anche del gheppio, dell'aquila di mare e delle gru. Aquila di mare e gru non ci stupisce perché siamo in ambiente dove scorre il fiume Flumendosa e quindi sono tipicamente uccelli acquatici. L'aquila di mare si è estinta in Sardegna intorno agli anni 50 del secolo scorso. Non solo, ma come dicono i miei colleghi zooarcheologi, la comunità dell'Arrubiu, soprattutto nella torre D, ma anche nella torre centrale e nel cortile, si poteva permettere dei lussi gastronomici, quali per esempio i bivalvi, le cozze, le ostriche, ma abbiamo anche molluschi terrestri, abbiamo trovato anche le lumache, quindi i miei colleghi zooarcheologi parlano di una comunità opulenta. E veniamo ai traffici e agli scambi con il resto del Mediterraneo. In vari punti del nuraghe, con gli scavi, oltre il famoso alabastron che vedete in alto a destra, alabastron miceneo, abbiamo rinvenuto ceramiche che sono state analizzate, di cui sono state analizzate le argille, e provengono, non sono fabbricate in Sardegna, ma provengono dall'Argolide, cioè quella zona del Peloponneso greco nord-occidentale, nel quale gravitavano le cittadelle micenee di Micene, Tirinto, Argo e così via. Questo ci fa capire che il nuraghe Arrubiu, oggi in una zona così distante dai circuiti dei traffici mediterranei e non solo, era in contatto con civiltà delle opposte sponde del Mediterraneo. Chiaramente i traffici erano organizzati soprattutto per lo scambio dei metalli. Quel che sappiamo dalle analisi degli isotopi del piombo, dei lingotti di rame a forma di pelle di bue, come vedete questi che sono stati rinvenuti in Sardegna, i lingotti hanno dato la segnatura delle miniere di Cipro. Quindi rame cipriota, come vedete in alto a destra il relitto di Uluburun, dove erano più di 300 i frammenti, i lingotti di rame provenienti da Cipro. Noi all'Arrubiu abbiamo trovato dei lingotti che sono stati rinvenuti nel corridoio che portava alla torre F e nella torre A. I lingotti
a sinistra e in alto a destra, provengono dalle miniere di Timna, che era la miniera dei faraoni nel deserto del Negev. Hanno dato questa segnatura. Mentre l'altro frammento di lingotto in basso, il numero 4, va bene, proviene comunque sempre dalla zona del vicino Oriente e dalle miniere di Wadi Feinan, quindi siamo nella Giordania meridionale. Come vedete, non solo le ceramiche, ma anche i lingotti ci parlano di rapporti con l'esterno. Non ci siamo accontentati di questo e questa è una scoperta recente. A Cipro, ad Ala Sultan Tekke, che è un sito archeologico dell'età del bronzo, siamo nel XIII secolo avanti Cristo, dei colleghi dell'Università di Göteborg in Svezia hanno scavato la zona diciamo esterna alla città dove c'è la necropoli, è la zona suburbana, diciamo così, e dove c'erano dei pozzetti votivi, quindi di offerte dedicatorie ai defunti della necropoli, della vicina necropoli, dove c'era all'interno di tutto e di più. Ceramiche provenienti da Cipro, dalla Grecia, dal Levante mediterraneo, dal Nord Africa, quindi egizie, e queste sono solo 2 delle 4 scodelline nuragiche che sono state rinvenute pochi anni fa. Abbiamo fatto le analisi delle argille e pare provengano dal nuraghe Arrubiu di Orroli. Sono andate a finire a Cipro. Vedete in basso a destra proprio la tipica scodellina, come quella che vi ho mostrato della tomba di Giganti, che serviva, era una coppetta che serviva proprio per bere e infatti nella tomba di Giganti è stata utilizzata per bere latticini ma anche vino bianco. Non solo, di recente abbiamo scoperto che una scodellina molto simile a quelle dell'Arrubiu è stata trovata in uno scavo di emergenza, di una tomba a camera nel porto di Maadu, Ugarit, l'odierna Minet el Beida. La tomba di un ricchissimo mercante cipriota che è andato a morire lì a Ugarit e fra tutte le stoviglie, come vedete in alto a destra, anche di provenienza levantina, ma non solo, siamo nel XIII secolo a.C., c'era questa coppetta nuragica. E allora parliamo della rotta meridionale. Ceramiche nuragiche sono state trovate nel meridione della Sicilia, vicino ad Agrigento, nel sito di Cannatello, nel meridione di Creta a Commos e a Cipro a Pila Kokinokremos e alla Sultan Tekke. C'è una polemica in atto. Allora, i nuragici erano in grado di organizzare dei battelli, delle navi che andassero verso l'Oriente Mediterraneo? Alcuni dicono di no. La presenza di queste ceramiche in Sicilia, a Creta e alla Sultan Tekke e Pila a Cipro
ci fa capire che non sono ceramiche da trasporto, sono ceramiche di chi se le portava appresso, perché si portava appresso le stoviglie per cucinare e bere allo stesso modo che in Sardegna. Quindi di gente che stava, non dico stabilmente, ma almeno stagionalmente in questi porti meridionali. Non solo, ad Ala Sultan Tekke è evidente che, ma anche a Ugarit, è evidente che ceramiche nuragiche vengono accettate nei rituali funerari di Cipro. Quindi rituali funerari che nuragici non sono. Allora, il problema è questo: se che tutte le comunità nuragiche fossero in grado almeno di partecipare ai traffici e agli scambi mediterranei, a questo punto appare abbastanza chiaro. Perché e come mai partecipavano agli scambi mediterranei? Ve l'ho già detto, soprattutto erano determinati dalla necessità di avere i metalli, lo stagno e il rame, ma che fossero capaci è dovuto al fatto che ci fosse un'agricoltura, un sistema agropastorale molto ricco, cioè avevano la possibilità di utilizzare il surplus economico per partecipare a imprese che attraversavano il Mediterraneo dall'Occidente verso l'Oriente e viceversa. Ora, chi si oppone a questa mia interpretazione è in genere lo studioso che studia le cosiddette grandi civiltà, cioè quella egizia, quella ittita, quella di Ugarit e così via. Perché i documenti, per esempio di Tele el Amarna in Egitto, non ci parlano della partecipazione dei sardi nuragici alle imprese commerciali del Mediterraneo. Ma l'archeologia scava negli interstizi della storia e trova cose che i documenti scritti non riescono a spiegarci. E allora quello che succede in questo Mediterraneo dell'età del bronzo, diciamo degli ultimi secoli dell'età del bronzo, prima del tracollo, è che ci sono, non c'è solo il commercio direzionato del faraone o del re di Hattusha, quindi del re Ittita, ma ci sono tutta una serie di imprenditori privati che vivono all'ombra dei palazzi reali e che organizzano delle imprese commerciali che attraversano tutto il Mediterraneo. E infine, stiamo concludendo, dimmi se sono ancora in tempo. Sì, prosegui. Va bene, e allora, questa è la tomba di giganti, la vedete in alto a sinistra, chiamata tomba della spada, che abbiamo scavato nel 2012 e nel 2013. È una tomba particolare, di tipo, con struttura di tipo isodomo, quindi fatta con conci di pietra ben lavorati, ben scolpiti, e che è databile fra XIV e XIII secolo a.C., quindi il periodo apogeico della comunità che viveva nel nuraghe Arrubio. L'abbiamo scavata, purtroppo in parte era sconvolta
è stata sconvolta in età romana per spogliarla dei blocchi lavorati e costruire delle capannucce accanto alla tomba, però in alcune parti era ben conservata, e così abbiamo trovato in basso a destra una spada votiva in bronzo di 98 centimetri di lunghezza. Dico spada votiva perché non poteva essere utilizzata chiaramente nello scontro armato. Perché? Perché il tenore di stagno è molto basso e perché poi è così sottile e disassata che è impossibile utilizzarla nello scontro corpo a corpo. All'interno, nelle zone che abbiamo trovato non rimaneggiate in età romana, abbiamo rinvenuto circa 300 perline di vetro e faience, fra le quali nella seconda fila in alto, allora guardate l'immagine in alto a destra, nella seconda fila, la prima a sinistra, è una perlina a rotellina dentata. Di questo tipo ne hanno trovato circa 300 nel relitto di Uluburun in Turchia, un relitto datato intorno al 1305 a.C. Ma non solo, abbiamo rinvenuto altri frammenti di una spada nell'immagine a sinistra e in alto a destra, la numero 2. Poi 3 4 abbiamo trovato corna cervine, quindi di un bronzetto di cervo, vari frammenti di lamina, e poi vi ho già mostrato la scodellina e l'olletta che contenevano vino bianco. Allora, con questo abbiamo concluso, proprio con la morte, che non è un tema molto allegro, però abbiamo concluso la nostra esposizione. Vi ringrazio. Eccoci qua. Mauro, grazie perché ci hai fatto fare un viaggio, direi, spettacolare, ma quello che viene subito, ho visto i commenti mentre tu parlavi, quello che viene fuori è anche il fatto che l'Uragan Rubio era connesso con il resto del Mediterraneo, quindi a differenza di molti altri nuraghi dove magari ancora non si sa molto perché non sono stati scavati così tanto, però quello che ci hai raccontato è straordinario. Allora, beviti un bicchiere d'acqua nel frattempo, io torno indietro. Allora, scrivete le vostre domande, curiosità, così vi rispondono sia Mauro anche Maria Antonietta, se avete qualcosa da chiedere anche a Maria. Allora, adesso qua andare indietro, c'erano ogni tanto delle domande, vediamo un po'. Allora, torniamo indietro. Ci sono tantissimi commenti sul fatto che c'è chi l'ha visitato 1, 2, 3 volte, chi non l'ha mai visto ma vuole venire assolutamente a vederlo, chi l'ha visto addirittura 30 anni fa. C'era un commento, adesso qua non so, difficile ritrovarlo, però c'era qualcuno che ha commentato che è andato negli anni 80, ma purtroppo era chiuso e ancora non era come si può vedere oggi, quindi ti invito ad andare a vederlo perché adesso è davvero molto bello. Allora, poi una bellissima frase, ecco qua, Paolo che scrive: l'eleganza di un gigante fermo nel tempo, il fascino delle radici. Questa è una frase che mi è molto piaciuta, bravo Paolo. Allora,
Ho visitato questo nuraghe ed è spettacolare. Guardando gli incastri dei grandi massi utilizzati per la sua costruzione, c'è un nucleo originario e poi è stato ampliato con ulteriori... Ah, è una domanda. C'è un nucleo originario e poi... Sì, e poi è stato ampliato con ulteriori torri? Marco? Allora, se posso rispondere, rispondo subito. Sì. Quello che noi sappiamo dai contesti finora scavati è che il nuraghe è stato, abbiamo le datazioni al C14, è stato costruito fra il 1420 e il 1350 avanti Cristo. Quindi siamo proprio nell'età del bronzo media. Quello che sappiamo, dato che le datazioni provengono da diverse torri e anche dall'antemurale, è che il nuraghe è stato costruito in un solo momento, chiaramente lungo nel tempo, non sappiamo con precisione quanto possono aver impiegato per costruire il nuraghe, però tutte le torri ci hanno dato lo stesso risultato, gli stessi elementi di cultura materiale, quindi la tipologia dei reperti, e in più le datazioni al C14, più tutta una serie di osservazioni strutturali per le quali sappiamo benissimo che la torre centrale, il bastione pentalobato e l'antemurale sono stati costruiti nello stesso momento. Sono frutto di un progetto unico. Allora, poi mentre tu parlavi, nel momento in cui tu parlavi delle ghiande, riferito al pane, ci sono stati diversi commenti, per esempio, guarda, Die i nuraghi li paragono ai castelli, poi Vero in Ogliastra si faceva il pane anche con le ghiande, e un'altra persona conferma, le ghiande vengono ancora mangiate. Poi sì. L'Alica continua come pane e come caffè. Noi atipici seguiamo queste cose. Allora. Ecco qua. Enea, un mio amico di Orroli mi portò a vederlo nel lontano 83. Non si poteva accedere perché circondato da una rete. Rimasi affascinato dalla sua imponenza. Allora, Enea ritorna adesso. Allora, poi Tommasina, dove si possono vedere i reperti che sono stati trovati nel nuraghe? Allora, c'è un museo costituendo. Allora, intanto i reperti vanno prima studiati e poi esposti, perché i reperti non sono belli da un punto di vista estetico. Un reperto, così come un nuraghe, o racconta una storia oppure non serve a niente. Il reperto ci deve raccontare una storia, la storia di chi l'ha utilizzato, quanto tempo lo ha utilizzato, per che cosa è servito, e quindi stiamo ancora combattendo per avere una gestione del museo, e non so se farò in tempo io a conoscerlo già pronto, ma ci spero. Non ci rinuncio. Speriamo che si velocizzano. Allora, Fabio scrive: come si collegano questi ritrovamenti con i popoli del mare? C'è un collegamento? Allora, il problema dei popoli del mare, Sciardana compresi, sì, è un problema enorme. Intanto le fonti non ci danno l'equazione nuragici Sciardana. Intanto le fonti ci parlano, quelle egizie di Tell el-Amarna e così via, ci parlano di popoli che vivevano nel Grande Verde, che sarebbe il Mediterraneo probabilmente. Le fonti ittite parlano di genti che vivevano nelle barche. Noi di questi popoli non abbiamo i luoghi dove vivevano, quindi le città, i villaggi,
così via. Non abbiamo le tombe dove venivano sepolti. Non conosciamo la loro cultura materiale. Quindi l'equazione nuragici-sciardana è un po' difficile da sostenere, e tenete presente questo, che c'è gente che studia i popoli del mare e in particolare gli sciardana, degli apprezzatissimi colleghi, che appunto hanno molti dubbi di questo tipo. Molti di questi studiosi mettono l'origine degli sciardana nel Levante mediterraneo. Quindi, insomma, è un problema del tutto aperto. Allora, poi, sempre Fabio ci fa un'altra domanda. Come si spiega la numerosità di spade votive e non di spade da combattimento? Io perlomeno la spiego in questo modo. Che i nuragici fossero una civiltà guerriera veniva sostenuto intorno agli anni 50-60, ma anche già il Taramelli lo sosteneva. Allora, noi oggi possiamo dire con certezza quasi matematica che non abbiamo tracce della violenza della guerra organizzata, come la si conosce per l'Egitto, per gli Ittiti, per il Levante, eccetera, eccetera. Quando noi studiamo i resti ossei delle tombe di giganti, non troviamo le tracce della violenza, quindi le tracce delle ferite da armi da taglio. Quando scaviamo sotto i crolli del nuraghe non troviamo cadaveri di morti ammazzati. La teoria, il paradigma militarista a questo punto va rivisto e corretto. Gli stessi bronzetti, per esempio quelli di Abini di Teti, del santuario di Abini di Teti, rappresentano gli armati con sulla destra o sulla sinistra con le spade votive, non delle spade vere. Spade vere ne abbiamo pochissime, veramente poche. Teniamo sempre presente una cosa: non solo il nuraghe, ma anche gli oggetti della vita quotidiana in età nuragica hanno una forte valenza simbolica, hanno una fortissima valenza simbolica. Fra l'altro, nelle grandi valli veronesi, le tombe singole di maschi adulti portatori di spada ci hanno fatto capire gli studiosi, gli antropologi fisici, che certi che gli archeologi hanno definito, perché portatori di spada, dei guerrieri, dei fieri guerrieri, va bene, non potevano assolutamente essere tali, perché avevano delle difficoltà fisiche, compresa la gobba, che non gli avrebbe consentito di andare in guerra. Quindi la spada è un elemento simbolico molto, molto, molto importante. Perché? È stato chiarissimo. Perché richiama, probabilmente era la spada del padre, del nonno. Io vengo da questo lignaggio, io vengo da questa schiatta e sono portatore di un certo rango. Io sono io e voi. Alberto Sordi. Allora, Maria Antonietta ci scrive: grazie per la bella dose di cultura, vorrei solo sapere se si tratta di uno dei siti nuragici più grandi o il più grande in Sardegna. Maria Antonietta? Maria Antonietta, è il più grande della Sardegna o uno dei più grandi? Sì.
È il più grande, è il più grande riconosciuto. Non si escludono nuraghi delle stesse dimensioni, addirittura più grandi. Per ora abbiamo questo primato. Quante torri ci sono fino ad oggi? Superano i 20, mi sembra. 21. 21. Caspita. Allora, poi abbiamo Berni. Il tempo è volato. Notizie interessanti che danno spunto a tante riflessioni, soprattutto riguardo al rame, non solo proveniente da Cipro. Sì, ci hai fatto benissimo, perché ci ha illustrato benissimo, Mauro, la situazione dei traffici. Enea, ci andrò sicuramente a giugno. Grazie per la conoscenza che ci trasmettete. Sì, ma allora, Ti aspettiamo. Sì, Maria Antonietta, ci sono tantissimi commenti di chi non c'è mai andato e ci vuole andare a vederlo, chi l'ha già visto e ci riandrà sicuramente. Tutti i giorni, il nostro personale è a completa disposizione. Ci sono anche le guide, giusto? Sì, ogni ora. Ogni ora. Allora, una volta ho sentito che in antichità esistevano una varietà di ghiande che erano commestibili a patto che fossero dilavate dal tannino lasciandoli in acqua. Ci sono evidenze archeologiche? Beh, forse ti sei perso qualche pezzo, perché Mauro prima sì, l'ha spiegato. Allora, vediamo un po'. Aurelio, ho visto nel 1990 a Genova per l'Expo una mostra sulla Sardegna, in particolare una prima ricostruzione virtuale di una torre della Rubbio. Nel 90, fatta con il computer in base all'analisi della caduta di ciascun blocco, presente ad onorem il compianto professor Lillio. Questa è una bella testimonianza, Aurelio. 1990. Sì, era la prima ricostruzione virtuale fatta diversi anni fa. Sì. Beh, magari eri presente anche tu. Io no, io non c'ero. Però caspita, bella testimonianza. Stavamo altrove. Allora, Aurelio, ti aspettano all'Uraga al Rubbio, vai a visitarlo adesso dal vivo, magari in estate, così col bel tempo. Allora, vediamo un po'. Anna, grazie, molto interessante. Ipotizza una popolazione di pescatori, mercanti lungo le coste e contadini pastori all'interno. Come mai i sardi hanno dimenticato come si naviga? Molti sostengono fosse una popolazione terricola che lasciava il mare ai mercanti stranieri. Qua entri insomma in argomenti abbastanza spinosi. Vuoi dire qualcosa, Mauro? Ma io posso dire questo, che il grosso del popolamento nuragico si trova all'interno e non sulle coste, intanto. Che ci fossero dei punti così, degli approdi, chiamiamoli così, non pensiamo a dei porti strutturati come li conosciamo in età fenicia, punica e romana. Che ci fossero degli approdi diciamo, nella Sardegna meridionale, nel Golfo degli Angeli, a Cagliari, è ormai certo, perché abbiamo testimonianze di presenze di ceramiche micenee un po' dappertutto. Ma noi pensiamo che un punto di approdo fosse anche alla foce del Flumendosa. Le foci dei fiumi in genere nella preistoria e protostoria sono dei punti di approdo importanti. Che abbiano dimenticato come si naviga? Beh, sì, diciamo che c'è di mezzo parecchio mare, mare di secoli in mezzo. Non so, Liliu diceva che i sardi hanno paura del mare perché hanno paura delle invasioni straniere. Io non credo che sia questo il problema, o almeno non è del tutto questo. Certo che le incursioni barbaresche del Medioevo e successive
hanno influito molto a creare questo carattere di rifiuto e di paura del mare. Il grosso del popolamento antico comunque è tutto nella Sardegna dell'interno. Adesso c'è da quel momento poi una diffidenza verso il mare dopo le invasioni barbariche. Allora, le ultime domande, dai, c'è tantissima gente collegata, ma davvero tanta, nonostante siano le 22:35. Fate qualche altra domanda, se no chiudiamo, quindi scrivete qualche curiosità che avete. Nel frattempo, Aurelio, che prima ci ha scritto di aver visto l'Orroli Nuraga e Rubio nel 1990, vedi che ha accettato l'invito, verrò con piacere. Grazie, bravissimo Aurelio. Allora, scrivete qualche altra domanda prima di chiudere. A me mi ha impressionato la questione della nuova ricerca che hanno pubblicato, dicevi tu, su Science, riguardo quelle tracce di vino. Cioè, stiamo parlando di un periodo che dovrebbe essere forse anche prima di Göbekli Tepe, perché tu hai detto 11.005. Prima, cioè siamo in quello prima. Il periodo chiamato mesolitico, quindi non è neanche la rivoluzione neolitica. Esatto, perché Göbekli Tepe siamo intorno al 9005-9007, siamo più o meno lì. Tu hai citato l'articolo parla addirittura dell'11.005, quindi siamo davvero molto lontani. Tu cosa pensi? Hai qualche idea o aspetti che ci siano altri dati? Io non sono un genetista, quindi sono un archeologo. I dati che abbiamo ci parlano di insediamenti neolitici, stiamo parlando intorno al 5004-5006 avanti Cristo, nella zona del Transcaucasica, cioè al sud del Caucaso, dove i primi vinaccioli di tipo domestico risalgono a quel periodo, cioè al Neolitico, al pieno Neolitico. Allo stesso periodo risale il rinvenimento per ora più antico del vino, Agi Firus Tepe si chiama il sito, e hanno trovato un vaso, hanno analizzato i residui organici e hanno trovato vino con residui di resina di terebinto, che era un potente antibatterico e che serviva per contrastare l'acetobacter, cioè quel batterio che trasforma il vino in aceto. Quindi sono archeologo, non genetista, quindi diciamo diciamo a chi ci segue, come hai visto sono da tutte le parti d'Italia, non solo dalla Sardegna, ci seguono dappertutto. C'era anche l'amica da Malta, sicuramente ce ne sono anche altri che non hanno scritto in altre parti. Diciamo però che il primato, siccome si legge molto spesso nei social che il primato c'era la Sardegna come su questa questione, non è così. Come hai detto tu, adesso lì a Oriente ci sono altre tracce molto prima di quello che si attesta in Sardegna. Beh, sicuramente. Lì siamo nel Neolitico, qui siamo nell'età del mondo, quindi insomma. Quindi state attenti a quello che leggete su Facebook, soprattutto perché ci sono molte notizie, insomma, da prendere molto con le pinze, per non dire altro. Allora, le ultime due domande. Allora, Fabio, i Micenei hanno visto la Rubio? Bella domanda. Io non c'ero in caso, non posso essere sicuro.
io credo che i contatti ci fossero, poi presenza fisica nella Rubiu per ora non l'abbiamo trovata, la presenza fisica. Quello che abbiamo trovato sono dei frammenti anche piccoli di ceramica proveniente dall'Argolide, che testimoniano contatti, per cui siamo prudenti. Contatti ci sono, ma che i micenei da Micene venissero al Nuraghe a Rubiu e a stabilirsi lì, niente è detto, però non ne abbiamo le prove scientifiche. Allora, poi c'è Marco che ci scrive: le prime testimonianze di utilizzo e produzione del vino non sono in Armenia. Forse a quello che dicevi prima. L'Armenia e la Georgia sono fra le prime testimonianze, ma le più antiche risalgono proprio alla zona transcaucasica. Benissimo, allora chiudiamo qui. Tantissime domande, tantissima gente. Dai, finiamo con una cosa, una curiosità te la chiedo io. È possibile che non sappiamo se i nuragici navigavano con le loro flotte, questo non lo sappiamo, ma potrebbe essere che molto più semplicemente utilizzavano le flotte di altri per spostarsi, quindi non era necessario avere una loro flotta, essere esperti di marineria, di costruzione di barche e navi, potevano utilizzare quello di altri armatori che venivano e trasportavano avanti e indietro. Potrebbe essere? Questo è sicuramente, cioè mentre io ho dei dubbi che avessero la capacità economica di organizzare proprio le perché vuol dire anche esatto. Io ho certezze, per quanto, come vi ho mostrato la cartina del Mediterraneo, ho certezze di genti nuragiche che sono andate a vivere a Cipro, a morirci, che sono andate a vivere a Creta, che sono andate a vivere nel sud della Sicilia e anche nelle Lipari. Quindi il che significa che si muovevano dalla Sardegna in qualche modo. Poi partecipavano, allora questo possiamo dirlo con certezza, partecipavano a quelli che erano i traffici mediterranei. Capacità organizzativa di creare delle flotte, delle imprese commerciali organizzate, insomma, questo non posso proprio dirlo. Allora, chiudiamo qui. Io ringrazio Maria Antonietta Leoni, grazie tantissimo. Grazie a te per avermi invitato. È stato un piacere scoprire tantissime cose belle, cose nuove. Poi grazie a Mauro Perra, davvero grazie di cuore, perché ci hai fatto proprio un viaggio. Siamo partiti all'incontrario, ma hai fatto un percorso davvero molto bello che alla gente è piaciuto tantissimo. Vi invito ad andare a vedere il Nuraghe, perché è davvero davvero molto bello, straordinario. Quindi andate a vederlo, è sempre aperto, non avete scuse. Quando adesso arrivano le belle giornate, poi adesso inizia anche Archeo Caccia, avete la scusa di andare lì a fare il gioco e anche vedere il sito, che ha anche i visori, che ci ha detto anche i visori 3D, quindi potete anche vedere le ricostruzioni, anche il videogioco, mi pare. Allora, sì. Cosa hanno scritto? Anna Maria, la Sardegna è il primato del vino più antico nel Mediterraneo occidentale. Si confonde questo con tutto il Mediterraneo e l'Oriente. Sei d'accordo, Mauro, con questo? Per ora stanno venendo fuori altre novità di vini anche più antichi man mano che vanno avanti gli studi. Ovviamente, esatto. Signori miei, questa storia dei primati, dobbiamo essere... Esatto, qui è tutto un primato. I nuragici erano popolazioni né più né meno come le altre, avevano le loro peculiarità, non c'è bisogno di fantasticare, non c'è bisogno
di enfatizzare niente. Già la realtà che stiamo ricostruendo a fatica, devo dire, è già piuttosto affascinante così com'è. Esatto, bravissimo Mauro. Allora, col saluto di Anna, grazie a voi, buona serata. Io ringrazio nuovamente Maria Antonietta, Mauro, grazie tantissimo. Io vi auguro una buona notte a tutti, grazie a tutti voi che ci avete fatto compagnia. Alla prossima settimana. Ciao a tutti.